Disponibilità dell'ombrellone e 2 lettini non è una cosa indifferente. Dopo l'avvio nel 2019 si è rinnovato il progetto Vieni a partorire nel Veneto orientale e ti regaliamo il mare, che si consolida quest'anno con più ombrelloni a disposizione gratuitamente per le neomamme che partoriscono nei punti nascita dell'ULSS 4. È un segnale importante anche in periodo Covid per dimostrare che le nostre spiagge sono sicure, che le mamme e i bambini possono venire a passare tranquillamente le vacanze in questo territorio del litorale veneto e che con questo vogliamo dare anche un messaggio forte contro il problema della denatalità che si sta acuendo sempre di più nel nostro paese. Tutti i balneari della parte orientale della costa hanno aderito a questa iniziativa con un sostegno importante, parliamo di 250 abbonamenti per 15 giorni, un valore che va ben oltre gli 80.000 euro, parte di questi abbonamenti sono stati consegnati già lo scorso anno, un'altra parte sono in consegna proprio in queste settimane, abbiamo qui anche oggi delle mamme che aderiscono all'iniziativa, siamo molto soddisfatti. Ma qual è la corretta esposizione al mare per chi ha bambini piccoli? Una corretta esposizione è importantissima. Noi infatti diamo una brochure in cui c'è un decalogo di come prendere il sole nel migliore dei modi, perché ci sono delle regole che è bene rispettare, cioè sotto l'anno è bene non mettere sotto la luce diretta del sole il bambino, sotto i 6 mesi non bisogna mettere delle creme che invece sono opportune mettere dopo i 6 mesi, creme molto diciamo potenti, alto fattore 50 più, e sotto i 6 mesi chiaramente non possono essere esposti come anche tutto l'anno di vita, devono essere coperti eccetera.